Servizi fotografici, sfilate al centro commerciale Torri d'Europa, casting, sono tutte espressioni del lavoro svolto dall'agenzia di moda Be Nice che ha seguito l'evento da giugno ad agosto, creando, presso il terzo livello del centro commerciale Torri d'Europa, una serie di casting settimanali a cui tutte le ragazze potevano iscriversi, farsi truccare, pettinare e sfilare, in un set creato appositamente per loro. Più di 100 ragazze e una settantina di aspiranti mister presenti alla serata di semifinale, con ospite Luca Klobas, direttamente da Zelig. Tra queste, 16 sono state le finaliste che il pubblico della città di Trieste ha potuto conoscere anche attraverso altrettante edizioni a pagina intera del quotidiano locale Il Piccolo. Il pubblico di Trieste ha potuto votare la finalista preferita mediante un apposito coupon presente proprio sul Piccolo ed anche tramite il visitatissimo ed ormai ufficiale sito della manifestazione www.misstopolini.it. Durante la semifinale, svoltasi sullo splendido palco di Piazza Unità d'Italia a Trieste, è stato eletto anche il primo Mister Topolini della storia del concorso, Dennis Tiziani, premiato con un contratto lavorativo con l'agenzia di moda Be Nice della durata di 1 anno e con uno scooter offerto da Baroncelli. Ringraziamo tutti gli sponsor e i partner che anche quest'anno hanno permesso tutto questo. Appuntamento con la serata di finale, il 21 agosto, sul palco di Serestate, in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Si inizia alle 20:30. All'americano.